La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza! Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Va ora in onda la rassegna stampa. Pier Vittorio, a te la linea. Ciao Andrea, grazie mille, buongiorno a tutti voi ascoltatori, a tutti voi ascoltatrici. E allora Andrea, mi confermi, si sente tutto ok, vero l'audio? Possiamo Sì, cominciare? tutto bene. Perfetto, allora ben ritrovati su queste magiche onde di Radio Libertà e sono davvero magiche, non ci stanchiamo appunto di ripeterlo, visto che nel centenario della radio la nostra emittente ha ottenuto questo microfono d'oro grazie anche al programma Chilometro Zoom degli insuperabili Antonino Danna e Lorenzo Viviani, verrebbe da dire insuperabili e inseparabili, ovviamente li salutiamo. Oggi dunque rassegna stampa in cui leggeremo subito la lunga intervista che il vice premier Matteo Salvini ha rilasciato a Fabio Rubini di Libero e poi oggi torna il consueto appuntamento con il diritto e rovescio del direttore di Italia Oggi Pierluigi Magnaschi, che oggi affronta proprio questo tema delle diverse posizioni assunte rispettivamente dagli episcopati africani e dalla Chiesa italiana sulla grande questione dell'immigrazione. E infine ci collegheremo con Matteo De Sio, quindi per questo punto della giornata e naturalmente apriremo il consueto filo diretto con voi ascoltatori. Vi ricordo potete sempre intervenire chiamando allo 02 9294 7 e poi 222, 3 volte 2 finale, oppure scrivendo i vostri messaggi, quindi nei commenti sotto la diretta Facebook delle pagine della radio e della Lega. Potete mandare anche i messaggi vocali, quindi oltre a quelli scritti al numero WhatsApp della radio, ovvero il 340 6709 659. E completo questa parte che ripeto noiosa, ma che dobbiamo comunque ripetere per chi si fosse collegato ecco per la prima volta sulle nostre frequenze, quindi vi rinnovo questo invito a non superare i 60 secondi, massimo 90 nelle chiamate, in modo quindi poi da permettere al maggior numero possibile di ascoltatori di tenere i loro interventi. Se un intervento dovesse superare i 90 secondi, saremo purtroppo costretti a sfumarlo. E ci potete seguire quindi dal televisore, canale 252 del digitale terrestre, ma anche dal canale digitale della Radio DAB, dalle pagine Facebook della radio e della Lega, come dicevamo, dal nostro nuovo sito internet che è un magazine vero e proprio con approfondimenti e aggiornamenti continui, e poi dalle app di Radio Libertà per i sistemi operativi iOS e Android e naturalmente anche dai canali Twitch e YouTube, questo per completare la panoramica social. E potete sempre abbonarvi e sostenerci, e quindi basta che andiate rispettivamente sulle sezioni abbonati e dona ora, che sono appunto disponibili sul nostro sito internet. E allora cominciamo questa rassegna stampa, dicevamo che ci dobbiamo concentrare subito sulla prima pagina di Libero e la lunga intervista che ha rilasciato il segretario federale della Lega, nonché vice premier Matteo Salvini. Vedete, il mio processo è la vendetta della sinistra. Oggi la requisitoria per l'accusa di sequestro di persona dopo la chiusura dei porti, rifarei tutto da capo, ho rispettato la parola con gli elettori. E allora andiamo subito a pagina 2, poi di Libero ovviamente vedremo e commenteremo anche l'editoriale di Mario Secchi, e poi anche l'articolo del nostro direttore Giovanni Sallusti su un editoriale di ieri della Stampa a proposito della grande questione della comunque denatalità in Italia, di questa crisi demografica, di questo inverno demografico. E allora vedete, Matteo Salvini, intervistato da Fabio Rubini oggi su Libero, rischio il carcere perché la sinistra ha voluto vendicarsi. Il vice premier: ho mantenuto la promessa che avevo fatto agli elettori, PD e Movimento 5 Stelle non hanno sopportato la sconfitta e mi hanno denunciato, ma rifarei tutto da capo. Prevalga il buon senso, la difesa dai confini, dei confini, dai clandestini non è un reato.
A sinistra la nave Open Arms, gestita dall'ONG protagonista del braccio di ferro con il governo giallo-verde nell'agosto 2019, a destra invece appunto il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, all'epoca ministro dell'interno, autore della linea dura sugli arrivi dei migranti clandestini. E oltretutto bisogna anche ricordare che negli anni successivi per il secondo governo Conte, quello comunque giallo-rosso, altre volte la collega che aveva appunto sostituito Matteo Salvini, che era subentrata a lui scusate, quindi la Lamorgese, trattenne, no, impedì ad alcune navi comunque di sbarcare subito, anche lì per diversi giorni, ma non è stata appunto incriminata. Allora, prima domanda di Fabio Rubini: ma, ministro Salvini ci siamo? Oggi la pubblica accusa, quindi presenterà le sue richieste al processo che la vede imputata a Palermo per sequestro di persona. Che cosa si aspetta? Mi auguro prevalga il buon senso, perché la difesa dei confini non è un reato. È imbarazzante dover pensare a questo processo, visto che stiamo affrontando delle sfide di rilievo e i dati macroeconomici sono positivi. Tasso di occupazione al 62,2% e disoccupazione ai minimi storici al 6,8%. Vi leggo anche qui poi alcune, no, dei virgolettati, comunque delle sintesi di questa intervista, appunto per iniziare ad inquadrarla. Processo politico, il mio è un film già visto con Berlusconi e perfino con Donald Trump, il solito copione, no, di questi attacchi politico-giudiziari contro esponenti scomodi. Mobilitazione nelle piazze. Nei prossimi 2 fine settimana raccoglieremo le firme contro questo processo. Infatti non so se state già vedendo anche dalle pagine Facebook della Lega l'annuncio di questa mobilitazione, di queste gazebate. La Germania ci ha copiato. L'Unione Europea ignora l'immigrazione, ma la Germania ha capito e ha stretto i confini. Ma non solo la Germania, perché poi oggi parleremo anche della richiesta dell'Olanda, comunque di essere esentata dalle nuove regole UE in materia di asilo, la cosiddetta richiesta di opt-out, la svolta comunque anche in Svezia con un governo di centrodestra, che gode anche dell'appoggio dei democratici svedesi, che sapete sono considerati la destra estrema in Svezia, e poi quello che sta accadendo appunto in Regno Unito con il Telegraph che fa notare che Starmer incontrerà la Meloni proprio per sapere come è stato diminuito così l'afflusso di migranti clandestini, meno 64% di sbarchi. E poi appunto dicevamo la stessa Germania che ha iniziato questa stretta sui confini. Quindi vedete come si sta muovendo tutta l'Europa, o meglio gli stati europei. Sempre per la sintesi di questa intervista, vedete, verso il raduno di Pontida, fondamentale, ricorderemo e rilanceremo la battaglia dell'Europa per le sue radici, il piano di Draghi. Se la soluzione di Draghi è ancora più vincoli e più tasse europee, non siamo d'accordo. Botta e risposta con Stellantis, spieghino l'uso dei soldi pubblici, li incontrerò, ma prima parlerò coi cassi integrati. E anche oggi affronteremo il tema di questo report di Draghi, perché tanti fanno notare, leggeremo anche la risposta che ha fornito Mario Giordano appunto ad un suo lettore, cioè ma alla fine Draghi sta sostenendo quello che noi dicevamo già da tempo, no, che servono meno vincoli, meno austerità, verrebbe da dire, insomma noi lo dicevamo da tanto tempo, come mai adesso siccome lo sostiene Draghi, tutti non solo a santificarlo, ma tutti che lo ripetono, i soliti giornali, no, allineati, ed è quello che sosteneva anche ieri il professor Pezzani, intervistato proprio dal nostro condirettore Giulio Cainarca, no, su queste frequenze. E allora, ricominciamo proprio dalla seconda domanda. Quando era ministro dell'interno chiuse i porti all'immigrazione clandestina con il risultato di azzerare o quasi gli sbarchi e diminuire drasticamente i morti in mare, e come ringraziamento si è ritrovato a rischiare fino a 15 anni di carcere. Umanamente e politicamente ricompierebbe oggi quelle scelte? Assolutamente sì. Ho rispettato la parola con gli elettori che chiedevano di fermare gli sbarchi, diminuendo le tragedie nel Mediterraneo. E qui tutti i dati. Dal 1° agosto 2017 al 31 luglio 2018, con Marco Minniti del PD al Viminale, gli sbarchi furono 42.700. Dal 1° agosto 2018 al 31 luglio 2019, con me al Viminale, gli sbarchi furono invece 8.691. Dal 1° agosto 2019 al 31 luglio 2020, con Luciana Lamorgese al Viminale, gradita al PD, gli sbarchi furono 21.618, quindi sono quasi, si potrebbe dire, triplicati. Ecco perché rispetto appunto al periodo in cui Matteo Salvini era invece lui ministro degli interni. Ecco perché la Lega ha già previsto per i prossimi 2 fine settimana la mobilitazione in centinaia di città italiane con tanto di raccolta di firme per sostenere che il processo di Palermo non è processo
appunto al segretario della Lega o all'ex ministro, ma un processo all'Italia, alla coerenza di chi aveva realizzato quello che aveva promesso in campagna elettorale. Considera pericoloso che un giudice possa condannare un ministro della Repubblica che ha mantenuto una promessa elettorale per la quale era stato votato. È una responsabilità politica della sinistra che ha deciso di vendicarsi del sottoscritto mandandomi a processo, una mossa disperata di chi non sa vincere nelle urne e allora prova a eliminare i rivali per via giudiziaria. Un film già visto con Silvio Berlusconi e che stiamo vedendo per certi aspetti perfino con Donald Trump. In questi anni, secondo lei, c'è stato un cambiamento dell'Europa nell'affrontare il problema migratorio o tutto è rimasto come prima? La Commissione von der Leyen è stata fallimentare, ma alcuni paesi europei hanno inasprito le politiche sui rimpatri. Penso alla Germania. I fatti ci stanno dando ragione. Aver lasciato solo l'Italia significa aver danneggiato tutta l'Europa e ora si cerca di correre ai ripari. Passiamo alla politica. La campagna d'autunno della Lega è iniziata con la battaglia per salvare il motore endotermico dalle follie ambientaliste della UE, dell'Unione Europea. Ieri è stato protagonista di un botta e risposta proprio con Stellantis. Lei ha chiesto di sapere come sono stati spesi, ecco, tutti questi miliardi del governo e loro hanno risposto che i loro stabilimenti sono aperti per una sua visita dove potrà rendersi conto degli investimenti. Ma invece, ecco qui, la domanda: l'automotive italiano piange. Che cosa risponde? Anche sul tema dei motori tradizionali l'Europa ci sta dando ragione. Perfino in Germania si dibatte sull'opportunità di cancellare il divieto alla produzione di veicoli a benzina e diesel dal 2035. Per quanto riguarda Stellantis, tutti gli italiani hanno ben chiari gli sforzi dello Stato a colpi di miliardi. A proposito di Stellantis, sono sempre pronto al confronto, ma vorrei incontrare prioritariamente operai in cassa integrazione, tecnici e i sindacati. L'autonomia invece sembra andare spedita, sembra proseguire il suo cammino. È preoccupato per un possibile referendum? No, sono preoccupato dalla campagna faziosa e autolesionista di alcune regioni di sinistra che compiono disinformazione. La Sardegna è una regione a statuto speciale, ma vorrebbe negare l'autonomia agli altri. E se vi ricordate, sul tema era intervenuto con un video anche lo stesso Luca Zaia, perché aveva detto voi godete, no, di poteri ulteriori come regione a statuto straordinario, perché vi opponete, state negando una possibilità, per esempio per il Veneto, che è una regione invece appunto a statuto ordinario, Sardegna straordinaria. L'Emilia Romagna di Bonaccini e Schlein ha cambiato idea e ora si è innamorata del centralismo, anche qui no, questo voltafaccia, questa piroetta. Sono convinto che l'autonomia migliorerà il paese avvicinando i centri decisionali al territorio. Quando i cittadini toccheranno con mano alcuni vantaggi, la realtà sarà più forte della propaganda invece del PD e del Movimento 5 Stelle. Ne ho parlato anche con Umberto Bossi pochi giorni fa. Intendo tornare a trovarlo anche con i ministri Calderoli e Giorgetti, proprio per aggiornarlo. Recentemente invece ci sono state un po' di scintille con Forza Italia. Tutto risolto? Sono certo abbiano capito che alcune riforme come lo Ius Scholae, ovvero la cittadinanza facile, non siano prioritari per un paese che concede già un numero di cittadinanze tra i più alti in tutto il continente. Piuttosto la Lega proporrà il ritiro della cittadinanza agli immigrati che commettono reati in Italia. Porte aperte per chi si integra e rispetta le nostre leggi e la nostra cultura, porti chiusi per tutti gli altri. Attenzione però, se la sinistra pensa di spaccare la maggioranza, resterà invece delusa. Lo dimostrano i tanti provvedimenti a cui stiamo lavorando. Penso anche al ritorno del voto in condotta e dei giudizi a scuola, fino allo stop ai telefonini in classe. E ancora, parlando di sicurezza stradale, al ritiro della patente per chi usa droga e per chi abbandona animali, fino a targa, casco e assicurazione per chi si muove in monopattino. Settimana prossima alla Camera chiederemo l'istituzione di un tavolo sulla castrazione chimica, mentre nel DDL sicurezza intendiamo inasprire gli interventi contro le occupazioni abusive e per le donne che usano la gravidanza per commettere degli illeciti. Siamo in piena discussione per la legge di bilancio. Quali sono gli obiettivi minimi con i quali la Lega potrà dirsi soddisfatta? Tutela delle pensioni, aumento fino a 100 € netti al mese per chi guadagna fino a 35.000 € all'anno, più fondi alla sanità. La coperta è corta, ma siamo responsabili e ragionevoli. Sono ottimista.
Il 6 di ottobre ci sarà il consueto appuntamento di Pontida. Qualcuno ha storto il naso per la data e per il richiamo alla battaglia di Lepanto, ma in fondo la tematica del non cedere all'islamizzazione, aggiungiamo di tutto il continente europeo, è uno dei temi storici della Lega, non trova? Assolutamente sì, e proprio per ricordare la battaglia dell'Europa a difesa delle proprie radici ebraico-cristiane, chiameremo a raccolta alleati da tutto il mondo, dall'Europa fino all'America dei repubblicani, per ricordare che i valori dell'Occidente non possono essere messi in discussione. La sinistra critica? Come modelli ha la Salis, la Fornero e la signora Boccia. Non mi stupisce più nulla. Restando a Pontida, lo scorso anno sul palco salì per la prima volta un leader non leghista, cioè la francese Marine Le Pen. Quest'anno, mannacci a parte, state preparando delle sorprese simili? Stiamo pensando ad alcune sorprese. Ministro, Toti ha deciso di patteggiare. Questo può danneggiare la campagna di Marco Pucci? Non commento le scelte processuali, ma sicuramente l'inchiesta genovese presenta dei chiari connotati politici. Ha avuto l'obiettivo e l'effetto di condizionare la politica e la democrazia. Fortunatamente abbiamo trovato un grande uomo come Marco Bucci, stimato da tutti, che nonostante i problemi di salute ha scelto l'amore per la Liguria. Sta facendo rumore l'incontro a sorpresa tra Marina Berlusconi e Mario Draghi, avvenuto subito dopo la consegna dell'ex premier alla von der Leyen del suo dossier per salvare, qui tra virgolette salvare l'Europa. Tutti sono liberi di incontrare tutti. Se la soluzione di Draghi è ancora quella di più vincoli e più tasse europee, noi non siamo d'accordo. Mediaset? Con Silvio Berlusconi è sempre stata una grande azienda baluardo di libertà, soprattutto rispetto ad altre realtà che invece sono asservite alla sinistra. Mi auguro che continui ad esserlo perché non voglio credere a certi retroscena. Ci sono state molte polemiche dopo i fatti di Viareggio, dove una signora ha investito e ucciso un uomo che l'aveva derubata. Nessuno assolve la signora, che verrà giudicata da chi di dovere, ma se invece di rubare Said Malkoun fosse stato a casa o al lavoro, non avrebbe corso nessun rischio. Matteo Salvini che bilancio traccia dei suoi 2 anni da ministro? In meno di 2 anni abbiamo approvato il nuovo codice degli appalti che favorisce la realizzazione delle opere e poi il nuovo codice della strada è pronto per l'approvazione, il salva casa che sta dando grandi risultati e abbiamo compiuto investimenti storici per strade, autostrade e ferrovie. I lavori possono aver arrecato qualche disagio nelle ultime settimane, soprattutto per i treni, ma è un dovere intervenire per la modernizzazione della rete. E ultima domanda, secondo lei le elezioni americane queste a novembre potranno sbloccare la guerra russo-ucraina? Confermo che auspico la vittoria di Donald Trump e dei repubblicani, perché c'è invece chi ci sta avvicinando alla terza guerra mondiale. Dobbiamo aiutare Kiev, ma sono contrario ad attacchi invece in territorio russo. E quindi come vedete, insomma, un'intervista lunga a tutto campo che ovviamente ha toccato sia dei temi di politica interna, di politica poi europea, economica, ma anche questo finale proprio sulle prospettive future della guerra, del conflitto russo-ucraino con questi rischi sempre di escalation. E ovviamente poi fra poco parleremo anche della proposta di continuare a mandare missili a lungo raggio fortemente missili a lungo raggio per l'Ucraina contro la Russia, proposta che appunto fortemente incoraggiata dal premier inglese britannico Starmer. Ma, vi dicevo dobbiamo tornare allora sulla prima pagina di Libero per l'editoriale di Secchi che appunto smonta questo falso racconto della Meloni che sarebbe assediata, che sarebbe chiusa nel suo bunker. È un racconto che ovviamente poi vedremo oggi anche, sulla Repubblica di oggi. La lettura dei giornali della sinistra e i dibattiti televisivi che ne seguono il copione sono davvero surreali. Giorgia Meloni viene descritta come chiusa nel bunker, intenta a scovare nemici immaginari, lo staff di Palazzo Chigi impegnato a sgominare bande di cospiratori. Ugo Tognazzi avrebbe definito la faccenda una supercazzola, ma la realtà è che questo spartito è diventato l'unico possibile per una opposizione che non ha argomenti da portare avanti, visto che il campo largo è un campo allagato, un campo veramente allagato, e il Partito Democratico, che dovrebbe essere il faro dell'alternativa di governo, è ridotto invece alla lettura dei cablogrammi di Chiara Valerio su Repubblica. Prendiamo il caso San Giuliano Boccia. Il ministro ha sbagliato,
Ha perso la brocca, pensava che fosse amore, ha mischiato il letto e l'ufficio di Stato. Insomma, ha fatto questo gran caos e si è dimesso. I gazzettieri progressisti hanno provato a tenere il gas aperto. Maria Rosaria da Pompei ha dato fuoco alle polveri, salvo poi scappare di fronte a dei giornalisti veri che la incalzavano rivolgendole delle domande non concordate. Tutti immaginavano enormi sfracelli, il crollo della fiducia, il giorno del giudizio. Non è successo niente di tutto questo. Fratelli d'Italia ha aumentato i consensi. Gli italiani, con tutto il rispetto, se ne infischiano dei guai sotto le lenzuola di San Giuliano e ripongono fiducia nel centrodestra e la toglieranno non per i gossip, ma solo se governerà male. Siamo al paradosso che se escludiamo i pochi giornali di area conservatrice, le cose più obiettive le scrivono all'estero, quello che vi stavo anticipando. Bastava leggere il Telegraph ieri per scoprire che il primo ministro britannico, laburista Keir Starmer, verrà lunedì a Roma per apprendere da Meloni come fermare questa ondata migratoria che sta creando una situazione da quasi crisi di governo nel Regno Unito. L'Economist, qualche giorno fa, ha dato atto ancora una volta a Palazzo Chigi di aver lavorato bene e il settimanale non è mai stato particolarmente generoso con l'Italia. La realtà è che il governo taglierà il nastro dei 2 anni in salute. I ministri possono cambiare, e probabilmente accadrà ancora, ma gli italiani credono nella prima donna, e cioè appunto la premier Meloni. Qui vedete, no, questo sempre dalla prima pagina, appunto con la boccia che fa sprofondare solo il PD, questo fatto che è stato appunto richiamato nell'editoriale di Secchi che abbiamo appena letto, perché dopo la campagna antigoverno i Dem perdono l'1,6%, cresce Fratelli d'Italia e Elly resta di sasso. Qui appunto il suo volto, no, a Piazza Pulita, scusatemi, da Formelli che guarda il sondaggio e strabuzza gli occhi. Quindi come vedete questo è il passaggio tra 9 giugno e 11 settembre. Fratelli d'Italia sarebbe salita dell'1,3% arrivando al 30,1% e il PD invece, avrebbe registrato questa diminuzione dell'1,6%, quindi adesso attestandosi al 23,1%. Un aumento invece, secondo queste intenzioni di voto, appunto per il Movimento 5 Stelle che passerebbe dal 10% all'11,2%, quindi 1,2% in più. Alessandro Gonzato, che infatti scrive, sorriso d'Arbans, pardon, Turbans. Corrado Formigli le mostra i sondaggi impietosi per il PD ed Elly resta paralizzata. Infatti vedete qui l'espressione per chi ci sta seguendo, appunto dal PC o comunque da Facebook e vede anche appunto il video. La scena è questa: lei seduta sullo sgabello di Piazza Pulita, sulla 7 di fronte, anche lui seduto, il conduttore, in alto la rilevazione sparata dal megaschermo che risalta nella scenografia scura e quindi l'esperto Renato Mannheimer in collegamento. Invece quello che stavamo, richiamando prima, anche nell'intervista a Matteo Salvini, a casa della figlia del cavaliere, economia europea Marina vede Draghi. Questo è di Michele Zaccardi a pagina 10, il taglietto dei tassi, se l'Italia la critica la Lagarde fa l'offesa, se ne occupa Corrado Cone a pagina 12, ma vedremo anche Paolo Del Debbio oggi sulla Verità, poi ci andiamo. E poi all'interno emergenza denatalità, quello che vi stavo dicendo, appunto la riflessione e l'analisi di Giovanni Sallusti, del nostro direttore di Radio Libertà, qui a pagina 12, è razzista usare migranti per fare figli, proprio perché qui commenta un editoriale apparso ieri sulla Stampa in cui si sosteneva che appunto è inutile provare a risolvere il problema della denatalità, come starebbe pensando anche il ministro Giorgetti, comunque con incentivi fiscali è inutile questa leva perché al massimo potrebbe produrre effetti, no, soltanto dopo tanti anni. Quello che serve invece è risolvere subito la questione immigrazione, insomma aumentare così il numero di italiani regalando la cittadinanza. Una vita da bandito, ne valeva la pena? Balanzasca esce di cella dopo 52 anni. L'ubriacatura degli anni '70, l'arte rivoluzionaria, la più salottiera. Questo di De Luca Beatrice a pagina 27. E poi le altre analisi sul caso Liguria, la riflessione di Daniele Capezzone, anche un po' amara, Toti patteggia, i processi mediatici vincono ancora, quanto dolore, quanta amarezza, amici lettori. Punto scrive Daniele Capezzone. Premessa doverosa, sul piano umano si può solo comprendere, oltre che rispettare ovviamente, la scelta di ieri di Giovanni Toti. È molto probabile che anche ognuno di noi
con non una, ma più pistole puntate alla tempia avrebbe assunto la medesima decisione. Ma in ogni caso è una triste decisione perché appunto vedremo poi, commentando anche le altre riflessioni su questo caso, leggeremo anche l'intervista poi al sindaco Bucci che si candida, effettivamente questa è una decisione che sta un po' anche, di resa. Poi oggi anche sulla Verità, pagina 3, Belpietro che commenta questa scelta di Toti e vedremo dal Corriere della Sera proprio l'intervista a Toti a pagina 7. E allora, parla il presidente, l'ammissione non è l'accordo non è un'ammissione di colpevolezza, questo accordo di patteggiamento, Pietro Senaldi che se ne occupa, sono passato da essere dipinto come Al Capone a uno che ha parcheggiato in divieto di sosta. Questa la sintesi giornalistica regalata da Giovanni Toti ai fedelissimi convocati nello studio dell'avvocato Stefano Savi. A loro ieri mattina, prima di decidere di rendere pubblica la notizia, ha comunicato quindi di aver raggiunto un accordo. Ma allora, come vi dicevo, poi qui intanto c'è anche l'autogol di Elkann, al Salone di Torino Stellantis che presenta le auto che sono realizzate all'estero, articolo a firma di Sandro Iacometti. Il Salone dell'auto non è a Francoforte, manco a Detroit, è a Torino, capitale dell'automobile italiana, almeno fino a qualche tempo fa, città natale della Fiat e appunto del mitico stabilimento. Ma vi dicevo, dobbiamo andare subito a leggere questa riflessione di Giovanni Sallusti, perché alla fine certe riflessioni della sinistra, no, che vogliono risolvere il problema della denatalità concedendo facilmente, ecco, la cittadinanza agli immigrati che vengono in Italia, ecco, questa soluzione è paradossalmente razzista, perché, su questo editoriale che era apparso ieri sulla Stampa si sosteneva che siccome le donne italiane sono appunto emancipate, hanno smesso di fare tanti figli, si concentrano sulla carriera. E questo non accade invece per le donne, magari immigrate che vengono dal terzo mondo, dall'Africa. Quindi allora che facciano figlie queste donne meno evolute, no, che vengono da condizioni comunque non così prospere e agevolate. Ma allora scusate, questa non è una forma di razzismo? Siccome fare figli danneggia le proprie carriere, che le facciano quindi le immigrate. Ecco perché effettivamente questo editoriale che era apparso ieri sulla Stampa può essere appunto accusato di razzismo. Allora andiamo a pagina 12, così prima della pausa iniziamo a leggere, a commentare appunto l'editoriale Giovanni Sallusti e poi, come vi dicevo, sentiremo anche il diritto e rovescio, sempre sulla questione immigrazione, ma sulle posizioni assunte rispettivamente dalle conferenze episcopali africane e invece dalla Chiesa italiana sul macro tema appunto dell'immigrazione. Ideona della prof Sileoni sul piano di Giorgetti, razzista usare migranti soltanto per fare figli. Non faremo alla professoressa Serena Sileoni l'assist di sostenere che nel suo editoriale di ieri sulla Stampa abbiamo ventilato una sostituzione di popolazioni, perché la professoressa è una seconda fila assai in ascesa del tipico liberalismo italico, è transitata dalla Bicocca di Milano e dalla Scuola Superiore di Pisa, è stata consigliere di Draghi a Palazzo Chigi, insomma parliamo di quel liberalismo di pura dottrina che per una qualche astuzia della ragione hegeliana non si trova poi male nei gangli del paese più statalista d'Occidente, appunto l'Italia. E quindi ci accuserebbe subito di essere dei bavosi suprematisti o qualcosa del genere, comunque degli sporchi razzisti. Ci permetteremo solo di annotare qualche contorcimento poco logico e molto ideologico del suo ragionamento, perché esemplificativo del contemporaneo bigino liberal. La E finale, in questo caso appunto di liberal, è davvero il caso di abolirla. La natalità si rilancia solo con gli immigranti, è il titolo e soprattutto la tesi di fondo, o meglio il dogma della buona società, insieme all'indispensabile corollario, solo loro possono pagarci le pensioni, pare che chiunque non sia italiano o europeo custodisca delle doti taumaturgiche. Ma è lo svolgimento ad essere saliente. Anzitutto c'è l'irrisione delle notizie, secondo cui il ministro Giorgetti sarebbe alla ricerca di 5/6 miliardi per aiutare le famiglie con più figli, spiegabili con l'acuta osservazione che nella prospettiva di governo fare qualcosa è considerato sempre meglio di fare nulla. E allora tra poco vedremo perché sarebbe sbagliata questa misura. Perché mi confermi, vero Andrea, che adesso c'è la pausa e il diritto e rovescio del direttore Italia Oggi Pierluigi Magnaschi.
Mentre il Papa e la Conferenza Episcopale Italiana insistono perché gli immigrati siano accolti in ogni maniera sulle nostre coste, tutte le conferenze episcopali africane cercano di trattenere i giovani scongiurandoli di non abbandonare i loro paesi. Ad esempio, Monsignor Nicolas Diomo, Repubblica del Congo, dice: la Chiesa conta su di voi, il vostro continente ha bisogno di voi. Non fatevi ingannare dall'illusione di lasciare il vostro paese alla ricerca di impieghi inesistenti in Europa. Rinunciate a raggiungere illegalmente un Eldorado che non esiste. E il nigeriano Monsignor Dagobiri chiede al suo governo di far sapere ai giovani che c'è più speranza di vita in Nigeria di quanto pensano di trovarne altrove. E poi, dice ancora il vescovo, se i nostri emigrati clandestini avessero investito in Africa i soldi che hanno dato ai trafficanti, oggi sarebbero degli imprenditori e darebbero lavoro ad altri. Ma il Vaticano lo sa o fa finta di non saperlo? Da oggi la tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. la tua radio. A te la linea, Pier Vittorio. Grazie Andrea, ringrazio anche voi perché ci state già scrivendo, qui vedo sotto la diretta, no, delle pagine Facebook sia della Lega che della radio, per esempio ci saluta Elel, buongiorno, Claudio, buongiorno Pier Vittorio, buongiorno a voi, ecco. Allora dicevamo, intanto abbiamo sentito il diritto e rovescio di Magnaschi, oltretutto bisogna anche ricordare, no, gli insegnamenti di Giovanni Paolo II e di Papa Ratzinger, Benedetto XVI, che dicevano questo grande ambito, no, dell'immigrazione. Su questo tema qui bisogna anche ricordare che alla fine il primo diritto è quello a non emigrare, il diritto a vivere in pace e in prosperità nei propri paesi, no, di origine, e soprattutto è anche un diritto poi degli stati di regolare la materia dell'immigrazione, di decidere chi ha diritto ad entrare. Non ci può essere ovviamente un'accoglienza totale e indiscriminata. Su questo tema ci ritorneremo perché poi l'ha affrontato anche appunto Papa Francesco di ritorno da questo viaggio nel sud-est asiatico, visto che gli è stata posta la domanda, no, sulla scelta tra i candidati presidenziali in America, e lui ha detto: sono entrambi contro la vita, contro la cultura della vita, perché una sostiene appunto l'aborto, e l'aborto l'ha detto in maniera proprio a chiare lettere, ecco, chiarissima, questo da ricordare a tanti a sinistra, che l'aborto è comunque l'uccisione e la soppressione di un innocente, di una vita, però l'ha messo sullo stesso piano con la chiusura all'immigrazione, rinfacciandolo quindi all'altro candidato, ovvero Trump. Però bisogna anche dire che spesso quando si vuole impedire, no, l'ingresso di clandestini è perché si è visto in passato che questi clandestini arrivano qui, magari non sappiamo se siano evasi dalle patrie galere, molto probabilmente sì, perché come arrivano qui poi sono nel limbo dell'irregolarità, vivono di espedienti, vivono di crimini e spesso commettono gravi crimini, uccidono, ammazzano. Allora, ripartiamo invece appunto dall'articolo, dalla riflessione di Giovanni Sallusti sull'editoriale di ieri della professoressa Serena Sileoni apparso sulla Stampa. E allora, qui la Sileoni, no, criticava la proposta di Giorgetti di agevolazioni fiscali per le famiglie con più figli. Nella fattispecie, riprende Sallusti, si tratterebbe di abbassare delle tasse, cosa che dovrebbe provocare giubilo a tutti i nemici del Leviatano, il grande mostro, no, statale. Ma forse siamo démodé noi, siamo rimasti alla definizione di liberismo della signora Thatcher. In ogni caso, annota Sileoni, nemmeno le politiche più generose e sistematiche per la natalità hanno sicuri effetti sul desiderio e la possibilità di avere figli. E ha ragione, nessun costruttivismo o dirigismo di Stato innesca, grazie a Dio, delle intenzioni individuali. Peccato si contraddica proprio dalla sillaba successiva, giungendo a sostenere con presunzione fatale, ovviamente tra virgolette presunzione fatale, avrebbe detto Friedrich von Hayek, che invece esista una politica in grado di risolvere magicamente la questione, sicuramente dall'alto, forse per decreto. Si tratta sostanzialmente
precisamente dalla politica delle porte aperte e dei porti aperti. Per arrivarci l'editorialista parte da lontanissimo, precisamente da Harriet Taylor Mill e suo marito John Stuart Mill, i principali esponenti del primo femminismo inglese, i quali avevano messo in collegamento l'emancipazione delle donne alla loro perdita di volontà nel dedicare la vita a una funzione animale e alle sue conseguenze. Pensate, no, la definizione far figli una funzione animale. Diciamo una visione un filo riduzionista, una caricatura, un filo biologista della maternità, che scomoderebbe componenti psicologiche, esistenziali, relazionali un filo più complesse. So che è dura crederlo per i liberali alla page, ma alcune nemmeno figlie del maledetto patriarcato. Comunque lo schema silioniano ricavato dai coniugi, ammesso si possa ancora usare il vocabolo reazionario coniugi, quindi dei coniugi Mill, è il seguente: l'accesso all'istruzione e al lavoro ha liberato le donne dall'opinione generale degli uomini, secondo cui la loro vocazione naturale sono il matrimonio e la maternità. Sono emancipata, dunque non figlio. È il nuovo cogito delle donne italiane ed occidentali, secondo l'autrice, e c'è anche del vero. Ma piuttosto che provare a snidare questo equivoco culturale proprio da collettivo femminista degli anni '70, questa equazione sbilenca tra maternità ed oppressione, la Sileoni approda a una conclusione invece molto paternalista, ad essere eufemistici, e non esattamente fondata sul principio d'eguaglianza, sintetizzabile così: per fortuna che ci sono le donne immigrate. Loro non conoscono il fardello dell'emancipazione, loro possono, anzi debbono generare. Pare infatti che nonostante tutte le letture del signore e della signora Mill che si possano fare in tutti i cenacoli illuminati, a noi interessa sopravvivere come specie e non peggiorare le nostre condizioni di vita, da cui l'ineluttabilità dell'importazione di grembi non emancipati. Conclusione inevitabile: c'è solo una categoria di politiche che può avere e ha già un effetto immediato sulla necessità di aumentare la base attiva della nostra popolazione, quelle migratorie. La conclusione della Silioni. Purtroppo però, non si dà pace appunto la stessa, tali politiche sono tra le più refrattarie alla razionalità, che è sempre ovviamente una razionalità progressista, libera. Purtroppo, qui continua il virgolettato ripreso dalla Sileoni, la maggioranza della Camera ha votato contrariamente allo Ius Scholae, nuovo totem dei liberali tendenza Elli. Purtroppo siamo ancora affezionati all'idea criptofascista della nostra presunta identità e sicurezza. Purtroppo gira ancora questa plebea paura dei cambiamenti, questa refrattarietà all'accettazione delle trasformazioni. Se la liberale femminista, e qui la conclusione efficacissima di Sallusti, se lei, questa liberale femminista, vuole un'anticipazione delle trasformazioni assicurate dall'incentivazione acritica dell'immigrazione, allora le consigliamo la lettura di Sottomissione di Michel Houellebecq. Piccolo spoiler: si tratta di uno scenario di cui dell'emancipazione non è più nulla. Eh sì, perché poi ad aprire così le porte, magari ad orde migratorie islamiche, a favorire così l'islamizzazione, alla fine le conquiste, no, delle donne veramente vanno a farsi benedire e appunto altro che scenari di liberazione, di crescita, di progresso, di invece appunto vera e propria regressione. Ma invece noi, io vedo intanto se sono arrivati altri messaggi sulla pagina Facebook, poi Andrea, quelli che sono arrivati invece WhatsApp, mandameli pure perché magari li iniziamo già a leggere, nel mentre che proseguiamo appunto la nostra cavalcata, perché sempre su Libero dobbiamo tornare invece a pagina 3, per leggere anche l'articolo di De Leo proprio sull'immigrazione, su questi risultati raggiunti dal governo. Vedete, ecco qui, calano ancora gli sbarchi dei migranti clandestini, da gennaio -64% di arrivi. I dati dell'agenzia UE Frontex: nel 2024 crollati i viaggi lungo la rotta del Mediterraneo centrale, e Fratelli d'Italia esulta: le nostre politiche funzionano. E anche il Telegraph di Londra loda la strategia di Palazzo Chigi, quello che stavamo dicendo. E invece la polemica per il DDL sicurezza, per questa misura, che ci sembra molto ragionevole: niente SIM agli stranieri irregolari. Con il ritorno in aula martedì dei decreti sicurezza, riscoppia la polemica sull'emendamento a firma Donzelli che l'opposizione ha già bollato come scellerato e razzista. Parliamo della norma che, se approvata, obbligherà gli stranieri extra UE a presentare il permesso di soggiorno per poter acquistare una SIM per il cellulare. Spiega Donzelli: serve a combattere la criminalità. È nato
da un confronto con alcuni investigatori delle squadre mobili che hanno segnalato una difficoltà nella conduzione delle indagini attraverso intercettazioni su SIM con intestatari di fatto irrintracciabili o fasulli. Esiste un vero e proprio mercato di SIM fantasma utilizzate da gruppi criminali. L'obiettivo del testo è quello di rendere così identificabili eventuali responsabili dei reati intercettati. L'emendamento approvato in commissione prevede una modifica al codice delle comunicazioni elettroniche e stabilisce testualmente che se il cliente è cittadino di uno Stato non appartenente all'UE, deve essere acquisita copia del titolo di soggiorno di cui è in possesso e se l'extracomunitario l'avesse perso dovrà esibire la relativa denuncia. Ci opporremo con forza, ribatte la sinistra. Ecco, vedete, una misura che è concepita proprio per il contrasto della criminalità, guarda caso la sinistra invece solleva queste barricate. Andiamo avanti un attimo su Libero, vi conduco qui sempre nella parte degli interni, per riprendere anche quello che stavamo dicendo, no, sulla svolta proprio con queste restrizioni in materia di politiche migratorie, questo giro di vite anche da parte dell'Olanda, il pugno duro di Amsterdam, l'Olanda che chiude ai migranti, stoppa le domande d'asilo. Il governo di destra chiederà a Bruxelles di essere escluso dalle politiche UE sull'immigrazione, il famoso opt-out. Basta permessi ai rifugiati e più controlli alle frontiere. Questo è appunto l'articolo di Amedeo Ardenza e poi vedete quello che è successo contro Orban, il boicottaggio anti-Orban di 19 paesi europei, Giorgetti a Budapest per l'Ecofin ristretto. E infatti si sono presentati solo 8 ministri UE dell'economia su 27. Oltre al rappresentante ungherese e a Giorgetti c'erano i colleghi di Malta, Slovenia, Lussemburgo, Cipro, Belgio e Croazia. E questo evidentemente come ripicca, no, nei confronti di Orban, che viene visto come un amico di Putin, perché aveva iniziato appunto la sua guida di semestre europeo, appunto andando subito ad incontrare Putin, vi ricordate? E a proposito di questo giro di vite sull'immigrazione, di questa stretta che viene anche dalla Svezia, dicevamo con un governo che gode anche dell'appoggio dei democratici svedesi, il partito considerato di estrema destra, vedete la Svezia che fornirà 30.000 euro agli stranieri per andarsene. Il contributo per i rimpatri volontari è alzato da 10.000 a 350.000 corone. Sarà valido per chi lascia il paese dal 2026. E vedete, insomma, in passato tanto attaccato per esempio a AfD che parlava di reimmigrazione e alla fine di fatto questi governi invece si stanno muovendo perché si attui questa appunto reimmigrazione, questo ritrasferimento nei paesi di origine di immigrati che erano entrati irregolarmente. A proposito poi della vicenda Toti, vedete anche qui su Libero oggi che se ne parla, lo tratta Pietro Senaldo, abbiamo iniziato a leggere la prima pagina, appunto Toti che sceglie di patteggiare, non sono al capone, la trattativa coi PM non è una ammissione di colpa, svolta nell'indagine di Genova. L'ex governatore che spiazza tutti e si accorda con la procura la pena di 2 anni convertita in 1.500 ore di lavori socialmente utili. Dai giudici offerta quasi irrinunciabile, provo amarezza e sollievo. Tornare in politica, mai dire mai. Qui vedete le didascalie, al centro Giovanni Toti, 56 anni, governatore della regione Liguria dall'11 giugno 2015 al 26 luglio 2024, ex consigliere politico ed ex europarlamentare di Forza Italia. Nel 2023 è confluito nel partito Noi Moderati, quarta gamba della coalizione di centrodestra. A causa delle accuse di corruzione e finanziamento illecito è stato posto ai domiciliari per 3 mesi e solo dopo che ha deciso di dimettersi da presidente la misura cautelare è stata revocata. Invece nella foto a sinistra appunto Aldo Spinelli, l'imprenditore che secondo l'accusa avrebbe versato dei finanziamenti definiti illeciti in un primo momento dalla procura, mentre invece erano leciti. E quindi di fatto Toti così ha accettato questa accusa, ha riconosciuto questa accusa, ma non ha riconosciuto la sua responsabilità. Sapete che poi il patteggiamento è una sorta di rinuncia al processo penale, però rimane soltanto questa accusa della cosiddetta corruzione impropria, cioè avrebbe compiuto degli atti amministrativamente leciti, ed è questo anche il motivo per cui Toti sarebbe giunto al patteggiamento, perché comunque l'accordo convaliderebbe appunto soltanto questo riconoscimento dell'accusa della corruzione impropria, quindi non dell'accusa di corruzione invece propria. Non ho commesso atti illeciti intascando, no, qualcosa appunto in cambio. Ho commesso degli atti illeciti, quindi non contrari ai miei doveri d'ufficio,
per qualcosa che mi viene contestato come diciamo una sorta di scambio. Lo scambio sarebbe stato quel finanziamento tutto regolare, alla luce del sole, trasparente e lecito, che appunto era stato concesso per la sua campagna elettorale. E qui vedete nella conclusione il nuovo Toti, quello che stavamo anche leggendo, credo che ora sia evidente a tutti la reale proporzione tra i fatti avvenuti e la loro conclusione, commenta la versione amara di Toti, appellandosi alle forze politiche, le quali hanno il dovere di fare chiarezza, di compiere chiarezza sulle norme ambigue dell'Italia, che regolano aspetti che dovrebbero essere appannaggio della sola sfera politica e non di quella giudiziaria. L'ex governatore riparte così dalla condanna per corruzione impropria, legata ad atteggiamenti e non ad atti specifica, accusa difficile da provare per la sua evanescenza, ma per le medesime ragioni che è appunto difficile da smontare. Quanto alla versione sollevata, l'imputato eccellente si è fatto i suoi calcoli. Dal processo sarebbe uscito, nella migliore delle ipotesi, tra 4 anni, con il conto alleggerito per pagare appunto gli avvocati, le spese legali, un profluvio di intercettazioni su ogni aspetto della sua vita e probabilmente un giudizio d'appello da imbastire e finanziare. Nel frattempo avrebbe vissuto in un limbo sostenuto sì dalla politica ma a debita distanza, assistendo alla dissoluzione del suo partito, visto che se Toti non c'è non si può mantenere in piedi una lista Toti. L'ex governatore ha preferito tirare una riga e cercare un'altra ripartenza. E insomma, purtroppo questa è la conclusione amara. Vince il processo mediatico, politica ancora sconfitta dalla forca dei giustizialisti. Infatti poi Toti ha anche sostenuto: io non me la prendo a questo punto tanto con la magistratura, ma quanto contro una certa politica che si è svenduta alla magistratura, che ha scritto queste norme che hanno permesso poi alla magistratura in alcuni casi di operare nel modo che abbiamo visto. L'inchiesta ligure dimostra che la ricerca della verità davanti a un giudice terzo non interessa più. La sinistra è scesa in piazza contro l'avversario recluso e la destra, che è stata troppo timida, ora voti Bucci senza esitazioni. Destra troppo timida, che dolore. La riflessione di Daniele Capezzone. E infatti poi nell'intervista che invece ha concesso al Corriere della Sera Toti, sentiremo che lui appunto dice: guardate, alla fine io ho fatto questa salita del Calvario, questo Golgota, ma girandomi con la croce addosso ho visto che non c'era tutto questo codazzo di persone a seguirmi. Come dire, sono stato un po' abbandonato, salve rare eccezioni, come quella per esempio di Matteo Salvini, che aveva subito detto: attenzione, qui si sta veramente compiendo un'operazione di accanimento giudiziario. E io andrei avanti su Libero, ma il tempo vola e allora facciamo così: completiamo la rassegna stampa concentrandoci a questo punto sulle altre prime pagine delle altre testate, principali articoli. E allora apriamo subito La Verità. Vedete qui, dopo i disastri, la Lagarde che litiga pure col governo perché si è piccata, no, proprio per il commento sul piccolo taglio dei tassi, appunto, piccolo taglio che è stato realizzato, deciso dalla BCE, l'articolo che vi dicevo di Paolo Del Debbio a pagina 7, e poi il titolone qui della Verità di oggi proprio sul patteggiamento di Toti. La decisione a sorpresa in campagna elettorale, la sinistra festeggia. A poche settimane dal voto per sostituirlo, l'ex governatore sceglie l'accordo con la procura. È comprensibile la volontà di evitare un iter giudiziario lungo e costoso, ma subito Dem e soci lo accusano, così ammette di essere colpevole. Per Bucci dunque la corsa più difficile. E poi Giorgetti all'Ecofin, quello che stavamo leggendo anche prima, sceneggiata anti-Orban, 19 ministri che danno buca. Laura Della Pasqua, allarme green, case sotto shock, altri 2 milioni di automobili in meno nel 2025, quindi vedete che suicidio economico che sta provocando questa svolta green. Nel 2025 entreranno in vigore le nuove norme UE sulle emissioni di CO2 delle auto. Per i costruttori questo significa rischiare delle multe miliardarie o rinunciare alla produzione di 2 milioni di vetture. E poi invece, a proposito di qualcosa che non torna a sinistra, gli strani giochi di PD e Monte dei Paschi di Siena, sui conti invece Ales. Il nuovo presidente messo dalla destra è accusato di assunzioni politiche, però appena arrivato ha scoperto che decine di milioni di depositi della società fruttavano zero interessi in banca, danno cui ha posto rimedio. Di questo se ne occupa oggi Paolo Gianlorenzo. Vedete, i politici del centrosinistra con Matteo Renzi in prima fila hanno messo da giorni nel mirino Fabio Tagliaferri, con un po' di snobismo.
Infatti il presidente del consiglio d'amministrazione di Arte, Lavoro e Servizi SpA ALES, la società di servizi del Ministero dei Beni Culturali che gestisce dipendenti e biglietteria dei principali musei italiani, viene quindi liquidato e accusato anche sostanzialmente di fatto di una mala gestio. Questo è l'articolo che segue a pagina 5, ma a pagina 18 Claudio Antonelli, il ruolo di Sogini, reattori di terza generazione che possono darci energia nucleare. Insomma, si sta capendo da più parti che, per avere, insomma, ottenere un'autonomia energetica, un'autosufficienza energetica, ci vuole questa svolta verso il nucleare di ultima generazione. Rico e Rossito invece a pagina 15 sul mondo che si scaldava con la CO2 anche senza gli uomini, intanto è gelo su mezzo stivale, un articolo che spiega come mai ci fossero queste grandi trasformazioni climatiche prima che l'uomo iniziasse ad immettere nell'atmosfera CO2, quando appunto la CO2 magari veniva rilasciata in aree geologiche lontanissime attraverso le eruzioni vulcaniche, e però poi questa immissione di CO2 all'epoca non bastava a scatenare questi cambiamenti climatici, ma dipendeva anche dall'altro, questa trasformazione climatica. Quindi la sola CO2 non basta a spiegare questi cambiamenti. A pagina 17 Francesco Borgonovo che invece parla di questa novità in libreria, le filosofe femministe che smontano le bugie e le farneticazioni gender. 2 autorevoli filosofe femministe, Adriana Cavarero e Olivia Guaraldo, nel loro nuovo libro ricordano delle preziose ovvietà, che i sessi sono 2 e che solo la donna può procreare. Peccato però per la loro diffidenza verso i conservatori, tra i pochi paladini della dignità femminile minacciata dalle farneticazioni gender. E quello poi che stavamo dicendo prima, Papa scatenato, Trump e Harris contro la vita, i candidati USA, uno respinge i migranti, l'altra i bambini, scegliete i mali minori. E qui se ne occupa Stefano Graziosi, Francesco Gambatesa sulla campagna elettorale americana, i 2 candidati sono entrambi contro la vita, uno uccide i migranti, uno i bambini. Gli elettori cattolici scelgono il male minore. Intanto su Kamala Harris arriva la doccia fredda di Goldman Sachs. Eh sì, perché la Dem si era vantata di un report favorevole della banca, ma il Chief Executive Officer della Goldman Sachs l'ha smentita. Il contenuto non è quello che riporta lei e questo appunto a pagina 13. Giorgio Gandola a pagina 4 invece su Sala che ha questa grana enorme, Inter e Milan San Siro non lo ristrutturiamo noi. Quello di WeBuild è un progetto straordinario, brindava il sindaco Giuseppe Sala in giugno presentandolo all'Inter, al Milan e nel suo personale senso della sobrietà al mondo. Neppure 3 mesi dopo i 2 club lo hanno sonoramente smentito. Ma allora della verità a questo punto io volevo farvi vedere a pagina 3 appunto la riflessione di Belpietro su questo caso Toti e poi ovviamente del Debbio anche su Lagarde. Allora facciamo così, entriamo qui, andiamo a pagina 3, poi passiamo anche a Giornale e Tempo. Allora vedete la mossa di Toti che fa comodo alla sinistra e la riflessione di Belpietro, di fatto una riflessione anche questa amara, no, un po' pessimista, l'ex giornalista non se l'è sentita di affrontare una via crucis giudiziaria dagli esiti incerti e lo si può capire. Per il centrodestra però è una doccia fredda che azzoppa una campagna elettorale già in salita. Il PD ora parlerà a sproposito di corruzione. E vedete qui le sintesi, il sacrificio di Bucci, candidato nonostante la malattia, potrebbe alla fine risultare vano, inutile negarlo, una notizia sorpreso e soprattutto deluso le forze della coalizione. Vi leggo la conclusione, vorrei leggervi tutto, ma appunto il tempo vola. So bene che esiste anche un altro lato della medaglia. Non si può domandare a Toti di interpretare il ruolo di martire e di restare ostaggio della magistratura per anni, allo scopo poi di esibire una vittima dello strapotere di queste procure. Però si può chiedere alla politica di riflettere su un problema che ci trasciniamo da oltre 30 anni, ovvero l'uso politico della giustizia. Se non si può domandare a un amministratore di sacrificarsi, si può chiedere a chi ci guida di sciogliere un intreccio tra giudice e sinistra che rischia di strangolare il paese, sottraendo ogni volta agli italiani il diritto di essere guidati da chi hanno scelto. Quindi la richiesta di Belpietro almeno che si sciolga questo intreccio e quindi evidentemente anche una riforma della giustizia, una riforma della magistratura del CSM. E poi vedete, capogruppo Braga senza freni, la propaganda Dem è già iniziata e
è l'ammissione del marciume. Avevamo dichiarato la necessità di interrompere il metodo Toti. La richiesta di patteggiamento conferma che siamo di fronte all'ammissione di un metodo marcio di gestione della cosa pubblica. Sentite, insomma, che dichiarazioni. Non ha aspettato un secondo la capogruppo Dem alla Camera, Chiara Braga, per approfittare della scelta dell'ex governatore per straparlare di marciume. Un'anticipazione dei toni lontani anni luce dal garantismo che la sinistra userà per tutta la campagna elettorale in Liguria. E poi invece qui sotto Alessandro Darold, l'assalto di Greenpeace al Palazzo Eni, sotto indagine 14 attivisti stranieri, accusati di violazione di domicilio, diffamazione e imbrattamento, rischiano 3 anni. E vi ricordate quest'estate appunto Marina Hagen, la leader d'ultima generazione, ha annunciato di voler interrompere le proteste perché non servono a niente, anche qui scoperta dell'acqua calda. Più che altro alla base della decisione ci sarebbero le numerose cause legali a carico e i relativi costi per il risarcimento dei danni di palazzi imbrattati o blocchi stradali o interruzioni di pubblico servizio. A pagina 7 invece del Debbio su Lagarde, e allora giustamente qui l'affondo perché sembra quasi che non ci sia il diritto a commentare delle scelte che qui giustamente ha rivendicato Tajani, vi ricordate. Lagarde non accetta critiche, io sono indipendente, Tajani la riporta sulla terra. Questo appunto Paolo Del Debbio a pagina 7, il taglio dello 0,25% che delude Roma che sperava nel doppio, ma il presidente della banca centrale tira dritto, zero pressioni. Il vice premier insiste, non è intoccabile. E qui vedete Lagarde con questa espressione un po' stralunata, presidente della Banca Centrale Europea Christine Lagarde. Giustamente qui scrive, no, appunto Paolo Del Debbio, giustamente Tajani aveva controreplicato dicendo l'ovvio, lo 0,25% è un taglio troppo basso per favorire la crescita. Ovviamente se costa meno il denaro si può più facilmente prestare soprattutto a imprenditori e famiglie per investimenti e questo ovviamente sapete genera una spirale positiva, no, per l'economia. È un taglio invece basso, questo 0,25% per favorire la crescita, perché il costo del denaro troppo alto impedisce alle imprese di poter essere competitive e di poter raccogliere prestiti proprio per progetti. Era più giusto tagliarlo dello 0,50%. Non è un delitto di lesa maestà dire che la penso diversamente. Questo non significa limitare l'indipendenza di un'istituzione. L'indipendenza la rispetto, però la BCE non è intoccabile, è indipendente ma può essere criticata come qualsiasi istituzione, tant'è che la signora Lagarde deve andare di fronte al Parlamento europeo a riferire di ciò che fa. Che un politico, un ministro dica ci vuole più coraggio non mi pare offensivo. La stessa Lagarde tempo fa raccontò dettagli della sua vita privata, sostenendo che a 63 anni, pensate, si può essere straordinariamente felici e sotto tutti i punti di vista, mentale e fisico. Ha pure detto che tiene molto al suo aspetto fisico, tanto da allenare i glutei in ascensore, ma anche durante le riunioni, soprattutto quando sono interminabili. Appoggio la schiena contro la sedia e contraggo i muscoli. Questo detto dalla Lagarde. E qui giustamente Paolo Del Debbio, cara signora Lagarde, immagino che si riferisca ai suoi glutei, ma sappia anche che lei col suo operato impone da anni alle europee e agli europei, soprattutto famiglie e imprese, gente che ha contratto mutui o prestiti dalle banche, di contrarre i medesimi muscoli dei glutei per evitare gli effetti nefasti delle sue politiche assurde. Ormai, a furia di contrarli, sono diventati glutei da bodybuilder. Eppure lei è riuscita ugualmente a distruggerli. Invece di contrarre i glutei mentre è in riunione, provi a spremere il cervello per mettere in campo una politica monetaria che ci aiuti a incrementare la nostra ricchezza. Quindi sentite l'attacco duro di appunto Paolo Del Debbio contro la Lagarde. Ha letto anche il rapporto di Mario Draghi, non capendoci praticamente niente, e ha speso parole insignificanti sostenendo che il rapporto contiene una diagnosi severa ma accurata. E ci credo, Draghi sostiene il contrario di quello che lei sta operando, ma non solo, ha osato anche affermare che se la produttività aumenterà sarà una bella notizia, così come il completamento del mercato unico dei capitali. Peccato che il suo operato invece sia in senso completamente opposto. Purtroppo aveva ragione Mark Twain, e qui la conclusione di Paolo Del Debbio. Tutto ciò di cui hai bisogno in questa vita è ignoranza e fiducia, poi il successo è assicurato. Pensa se Twain avesse conosciuto la Lagarde. E qui vedete barricate olandesi contro i migranti, anche qui la verità su questo tema. Ma allora Andrea chiedo conferma, piccola pausa e poi riprendiamo la rassegna stampa.
Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online Su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. A te la linea, Pier Vittorio. Grazie Andrea. Allora, piccolo passo di gambero perché torniamo a pagina 6 della Verità. Vedete, il Green falcerà altri 2 milioni di auto nel 2025. Il prossimo anno le vetture dovranno emettere meno CO2, l'elettrico non ha sfondato e per le case il rischio è di dover tagliare la produzione o pagare multe fino a 13 miliardi di euro. Da qui la richiesta dei costruttori a Bruxelles di far slittare la misura. Elettrico e retromarcia, vedete l'infografica come spiega, nuove vetture matricolate nella UE per tipo di alimentazione, sostanzialmente è scesa di poco la quota tra luglio 2023 e luglio di quest'anno, la quota di quelle a benzina 35,9%, invece luglio di quest'anno 33,4%, è aumentata quella delle ibride dal 25,5% al 32%, ma quella delle elettriche invece pensate è anche diminuita, quindi dal 13,5% sempre luglio 2023 a elettriche di quest'anno, di luglio di quest'anno, che sono il 12,1%. E poi quello che succede in Germania, appunto è stato detto su queste onde, ricordiamo anche l'intervista che ha concesso per esempio la settimana scorsa anche l'onorevole Alessandro Morelli, no, al nostro condirettore Giulio Cainarca su questo proprio raffreddamento dell'economia tedesca, rallentamento di quella che è considerata, no, la locomotiva europea. Ferrovie in rosso, boom di fallimenti. La Germania che sprofonda nel baratro, il colosso della logistica Schenker venduto per ridurre i debiti. Crollano le ore lavorate. Qui il cancelliere Olaf Scholz. In effetti Schenker era l'unica società del gruppo in grado di portare un utile significativo, no, per le ferrovie. 1 miliardo di euro l'anno l'utile operativo. Dunque privarsene avrà l'effetto di affossare il conto economico delle ferrovie. In cambio DB guadagnerà tempo per la necessaria e dolorosa guadagnerà tempo per la necessaria e dolorosa ristrutturazione, visto che il ricavato della vendita andrà integralmente ad abbattere il debito, salito quest'anno alla ragguardevole cifra di 32 miliardi. Insomma, la crisi industriale in Germania pare appena agli inizi e i segnali che arrivano sono davvero pessimi. Giovedì queste ferrovie tedesche, appunto le Deutsche Bahn, hanno annunciato la vendita della società di logistica, dicevamo, no, questa società la Schenker per la cifra di 14,3 miliardi di euro al colosso danese della logistica DSV. Chiudiamo questa parte sulla Verità perché andiamo adesso appunto a pagina 13 per leggere l'articolo di Graziosi a commento di queste dichiarazioni, no, proprio comunque del Pontefice sui candidati americani, Papa che appunto afferma i candidati USA sono contro la vita, Francesco bacchetta entrambi i contendenti, uno uccide i migranti, uno i bambini, gli elettori cattolici scelgano il male minore e poi lui però non dice quale sia, infatti poi aggiunge ognuno si affidi alla sua coscienza. La Harris si vanta di un report favorevole di Goldman Sachs, ma il CEO la gela, il testo diceva che non c'è differenza con Trump e infatti vedete qui la spiegazione, il Papa quindi ha invitato ogni cattolico americano a scegliere il male minore, precisando però di non sapere quale sia. E poi la smentita proprio del CEO di Goldman, David Solomon, che è intervenuto per raffrenare gli entusiasmi della candidata Dem. Parlando su CNBC con il conduttore Scott Wepner, ha infatti detto: quel report di cui si è parlato ieri sera nel dibattito è stato redatto da un analista indipendente ed è interessante. Scott, credo che se ne sia parlato molto più di quanto si dovrebbe. Quello che ha fatto il report è stato esaminare una manciata di questioni politiche che sono state sollevate da entrambe le parti e ha cercato di modellare il loro impatto sulla crescita del PIL, ha continuato Solomon, per poi aggiungere: il motivo per cui dico che ne è stato fatto un caso più grande di ciò che ha mostrato è che la differenza tra i set di politiche che i due candidati hanno proposto è di circa, pensate, 2/10 dell'1%, cioè il report ha analizzato ovviamente vari scenari, no, a seconda delle politiche economiche o della candidata Harris o del candidato Trump e ha visto poi con questa simulazione di modelli che la differenza in termini, no, di PIL sarebbe di 2/10 dell'1%.
ma invece abbiamo visto gli entusiasmi appunto della Harris, smontati proprio dal CEO di Goldman. Allora, chiudiamo questa parte, però l'abbiamo anche citata prima questa riflessione sul clima e andiamo allora a pagina 15, c'è proprio Alessandro Rico che se ne occupa, ma volevo anche leggervi su questa ipotesi in Francia dell'E Penelum, una legge elettorale per governare. Il Rassemblement National ha chiesto il proporzionale in cambio del sostegno a Barnier. Qui vedete invece gli auguri di buon compleanno di Marine Le Pen a Jordan Bardella, e quindi la proposta è questo, visto insomma sempre questo cordone sanitario che si crea contro la Le Pen, contro il Rassemblement National, che ha vinto al primo turno delle legislative e poi con il trucco delle triangolazioni, con questa chiamata alle urne della mobilitazione, no, popolare contro il presunto pericolo fascista, e poi abbiamo visto che Macron si è divertito di fatto a consegnare la Francia all'ingovernabilità. E adesso infatti c'è un governo, paradosso, no, per cui rientra dalla finestra la Le Pen e il Rassemblement National, perché di fatto è un governo che si basa sulla non belligeranza, diciamo così, del appunto Rassemblement National. E infatti prima del ballottaggio tutti i partiti dell'arco repubblicano, come lo chiamano in Francia, si sono coalizzati per impedire al Rassemblement National di ottenere la maggioranza del governo. Risultato: nessuna formazione o coalizione politica ha ottenuto la maggioranza assoluta all'Assemblea nazionale. La Francia è rimasta 50 giorni senza guida e Macron si è divertito quasi sadicamente a snervare le forze politiche. Tuttavia, quello che macronisti, sinistri, républicain della destra moderata hanno cercato di cacciare dalla porta è rientrato appunto dalla finestra. Il partito della Le Pen è ora in posizione di forza e ha posto condizioni a Macron in cambio di una fiducia, o meglio di una non censura al futuro esecutivo di Barnier. Una di queste condizioni è l'introduzione del proporzionale, e tale condizio sine qua non è stata recepita non solo dall'inquilino dell'Eliseo, ma anche da vari altri leader politici. Ma la maggior parte dei partiti teme il proporzionale perché perderebbe seggi. Sarà anche per questo che da qualche giorno si moltiplicano le declinazioni di una ipotetica legge elettorale proporzionale. Per esempio, lo stesso François Bayrou, leader dei centristi del MoDem, alleati dei macronisti, sarebbe d'accordo per il proporzionale integrale, ma non esclude una soglia del 5% su base dipartimentale. Allora, chiudiamo questa parte, vi dicevo, andiamo a pagina 15 per trattare l'argomento del clima, dell'emergenza, la presunta appunto emergenza climatica. Il globo si scaldò pure nel Paleozoico e non era solo per colpa della CO2. Lo scrive appunto Alessandro Rico: la max estinzione di 250 milioni di anni fa fu causata, oltre che da eruzioni vulcaniche di gas serra, da El Niño, fenomeno che influenza le temperature oceaniche favorendo gli eventi climatici estremi, e che ora invece è in ritirata. Si chiude invece questa polemica, no, quasi agostana, estiva, sulla rivendicazione della proprietà di Trinità dei Monti alla Francia. Parigi smentisce, la Corte dei Conti transalpina sembrava averne rivendicato la proprietà. Polemica di fine estate con i cugini d'Oltralpe, la Corte dei Conti di Parigi in un rapporto ha criticato la gestione approssimativa della scalinata di Trinità dei Monti a Roma e apparentemente ne ha rivendicato l'appartenenza alla Francia. Il monumento fu costruito dall'architetto tardo barocco Francesco De Santis con fondi francesi e fu gestito fino alla fine del XIX secolo appunto da questo fondo francese. In serata però Pierre Moscovici, numero uno della Corte, si è detto molto stupito da tale interpretazione che deforma il senso del documento, in cui si chiede solo un chiarimento sulla situazione dei beni. Ma allora galoppiamo, anche perché fra pochissimo ci dobbiamo collegare con Matteo De Sio. Chiudiamo questa parte di rassegna stampa, gli ultimi minuti, vi dicevo perché sul Corriere di oggi, vedete intanto qui la foto, primo piano proprio di Bergoglio, Papa Francesco, e le posizioni su migranti e aborto, quello che dicevamo, ma anche perché, ve la stavo citando prima, c'è l'intervista a Toti, no, che è a pagina 7, e qui vedete Toti, il patteggiamento a sorpresa e lo sfogo, ero sul Golgota, mi hanno lasciato solo, e poi la vignetta di Giannelli, enigmistica, il voto per il commissario europeo, quindi il dubbio amletico per il PD, per la Schlein, se appoggiare Fitto in quanto italiano, dare una rappresentanza, perché Fitto comunque è apprezzato e visto come esperto, o invece non votarlo, e quindi vedete il gioco di parole, Fitto o Fotto. L'editoriale poi di questo voto per commissario italiano, cambiare schema in Europa, l'editoriale a firma di Antonio Polito, Meloni, i popolari. E quindi la sua eventuale nomina a vicepresidente esecutivo di Fitto spetta alla presidente della commissione,
è già stata votata dal Parlamento, ma sarà sottoposta a un nuovo voto dell'Assemblea sull'intero collegio e prima ancora dovrà superare la prova delle audizioni individuali nelle commissioni parlamentari, con l'ulteriore complicazione che mentre il voto sulla commissione richiede la maggioranza assoluta, quello sui singoli membri deve raggiungere il quorum dei 2/3, il che spinge alla formazione di coalizioni diverse per giudicare le stesse persone. E allora dicevamo, pagina 7, l'intervista appunto a Toti, qui sul Corriere, nessun atto illegittimo e i PM lo riconoscono, quello che dicevamo sulla corruzione impropria. Avevo la croce in spalla e dietro di me il vuoto. L'ex presidente sono vittima di leggi populiste, poi vedete virgolettate, l'interpretazione. La procura ammette che le pratiche erano tutte legittime, gli alleati dovrebbero compiere questo monumento, realizzare un monumento a Toti, ne usciamo rafforzati, la scelta giudiziaria, stabilire un accordo, quindi con il patteggiamento, non vuol dire necessariamente riconoscere le proprie colpe, ma ritrovarsi a metà strada, in questo caso molto oltre la metà. L'esito finale, pensavo che i PM avessero la sensazione di una centrale di malaffare di vastissime proporzioni, hanno interpretato male quello che avevano. Il paragone, questo patteggiamento non è un pareggio, è una vittoria. Sono passato da essere Al Capone ad aver parcheggiato in divieto di sosta e poi nella coalizione mi sono confrontato con le persone di cui mi fido, Bucci lo sapeva, io l'ho detto poche ore prima di firmare, con gli altri ci confronteremo. Poi sentiremo velocissimamente anche l'intervista a Bucci perché su questo aspetto lui fornisce una versione leggermente diversa. Qui vedete nella foto gli 86 giorni Giovanni Toti con il cane Harold durante queste detenzioni domiciliari e nella conclusione di questa intervista infatti è chiesto, lo ha comunicato ai suoi alleati politici? E lui risponde: Marco Bucci lo sapeva, gliel'ho annunciato alcune ore prima di firmare, con gli altri alleati ci confronteremo. Pare che non siano contentissimi. Invece dovrebbero esserlo, rafforza la posizione di tutti. Perché? Perché la procura ha ammesso che erano legittime le pratiche, i finanziamenti di cui si sono giovate tutte le forze della nostra coalizione. Dovrebbero fare un monumento a Toti. Forse un Toti martire sarebbe stato più utile di un Toti che patteggia. E poi la risposta amara, dicevamo prima, non ho visto un lungo corteo accompagnarmi verso il Golgota. In tutta franchezza, girandosi con la croce sulle spalle, tranne qualche eccezione, dietro c'era un imbarazzante vuoto. E allora vedete, per completare questa parte di rassegna stampa e anche insomma il caso Toti, andiamo allora su Repubblica perché proprio a pagina 2 invece c'è l'intervista al nuovo candidato del centrodestra, il sindaco Bucci di Genova, che quindi sostituisce appunto Toti e poi iniziamo questo nostro punto con Matteo che credo ci abbia già raggiunto, vero Matteo? Allora, come Buongiorno a posso di tutti. ciao, ciao Buongiorno a Matteo, tutti, eccoti, eccomi. eccoti. Allora guarda, scusami per l'attesa, ma Niente, ci così mancherebbe. grazie, così completiamo il quadro perché dicevo oggi prima pagina di Repubblica, con poi in questo spazio concesso all'intervista che ha rilasciato Sofia Loren, intervista alla diva per i suoi 90 anni, non rinuncio al futuro, racconta ovviamente il suo passato, si riconosce in alcune prime donne, però no, come per esempio la Kamala Harris, la von der Leyen, ci viene da dire: "Ma allora la nostra premier Giorgia Meloni?" Su questo magari ci torniamo dopo, però vi Mh-mh. dicevo, ecco, l'intervista appunto a Bucci, andiamo allora a pagina 2, per questa versione leggermente diversa sul fatto che lo sapessi o meno della decisione del patteggiamento, intervista al sindaco di Genova, candidato del centrodestra in regione, qui vedete nella foto, allora, non ne sapevo nulla, come difendersi lo decide lui, io vado avanti per la mia strada. È stata comunque riconosciuta la correttezza dei suoi atti amministrativi. La domanda poi ovviamente l'intervistatore Luigi Pastore dica la verità, si sente un po' il salvatore della patria? Non esistono i salvatori della patria, ma i civil servant. I motivi che mi hanno spinto 7 anni fa a candidarmi a sindaco per la prima volta sono gli stessi di oggi, anzi ancora più forti. Voglio realizzare qualcosa per Genova e la Liguria ne ha bisogno. Poi lo so che sono un tipo abrasive, come dicono gli anglosassoni, cioè magari irritante, a volte appunto posso indispettire, però mi impegno sino in fondo per il raggiungimento degli obiettivi. Qui abbiamo tanto bisogno di sviluppo e di crescita e di infrastrutture per il futuro dei nostri figli. E poi la domanda finale. Se Orlando la invita a un confronto pubblico, lei che fa? Che risponde? Totalmente disponibile a qualsiasi dibattito elettorale, ma il confronto lo faccio con tutti i candidati, non solo con lui. Ci sono anche altri in corsa. Credo che sia una questione di rispetto. E allora Matteo, oggi
Non so appunto se hai sentito tutto, credo di sì, tutto queste riflessioni, questi articoli sul patteggiamento di Toti, ma anche l'intervista di Matteo Salvini che abbiamo letto da Libero su tanti temi, anche appunto il caso Toti, ma anche tutto il lavoro che lui sta svolgendo come, ministro dei trasporti, delle infrastrutture, tutti i risultati conseguiti in tema di autonomia e poi la macro questione dell'immigrazione oggi, no, abbiamo sentito il diritto e il rovescio appunto Esatto. del direttore di Italia Oggi Pierluigi Magnaschi, abbiamo sentito anche le riflessioni, no, a commento di questo viaggio di ritorno del Papa sulla politica americana, i candidati americani, Trump che sarebbe contro la vita, un candidato, no, e lui perché uccide i migranti con le sue politiche. Allora, Matteo, vogliamo sentire il tuo punto di vista. Io nel frattempo mi appaleso in video, Mh-mh. però esatto, vogliamo sentire il tuo commento proprio su questo grande tema dell'immigrazione, anche perché hai visto, abbiamo anche dato conto delle svolte di altri paesi europei su questi temi, Olanda, Svezia, Germania. Esatto, esatto. Abbiamo visto, come dicevamo, tra l'altro anche in qualche puntata fa insieme, che, Esatto. si è cercato di attuare un'integrazione, un'immigrazione incontrollata, non badando alle risorse che vi erano già sul territorio. La scorsa volta parlavamo di salute mentale, questa volta si intende in generale, di economia anche. Persino la Svezia, come hai detto giustamente tu, tra l'altro me l'hai mandato tu quell'articolo, 30.000 € per, tornarsene da dove sono venuti, diciamo, da tornarsene a casa loro, ecco, così, riprendiamo un vecchio slogan. E mi sembra che quindi la Svezia, che era tra l'altro la patria dell'integrazione, no, addirittura sembrava quasi il poster dei tanti esagerati sostenitori di questa, immigrazione senza le risorse. Una Svezia che sta vedendo sempre più assorbita dalla sfera musulmana, con addirittura l'8% e poi si pensa addirittura nel 2050 al 30% di svedesi che saranno musulmani. Una Svezia che ha visto anche purtroppo l'aumento della criminalità, perché sono persone che, non sono potute non hanno potuto avere un'integrazione accettabile e quindi, sono state tagliate fuori dalla società e l'unica cosa che possono fare è, delinquere. Quindi si tratta di una Svezia che ha, recitando un detto come ha fatto il sindaco di Genova Bucci, ha masticato più di quello che ha potuto, come dicono gli anglosassoni. Quindi, ha fatto il passo più lungo della gamba e non solo la Svezia, anche Macron, che di certo non è una un politico di destra, nonostante abbia pensieri molto, molto camaleontici, persino la Francia di Macron si è vista in difficoltà con, l'immigrazione incontrollata, nonostante vi siano tante comunità di minoranze, perché, vengono da tanti paesi, post-coloniali. Nonostante questo, nonostante le piccole comunità, anche un grande paese ricco, come più ricco di noi in questo momento, possiamo dire, quindi con più risorse e con anche con dei programmi che in teoria sarebbero dovuti essere meglio, per l'integrazione, abbiam visto, non solo con Charlie Hebdo, ma con tanti altri episodi di studenti che minacciavano professori, di professori che non hanno potuto, addirittura accennare a Maometto. Abbiam visto quindi con tantissimi ragazzi, ragazzini, quindi ormai che sarebbero dovuti essere il fiore all'occhiello dell'integrazione, persino i ragazzini non sono pronti per avere una vita in una società occidentale come quella della Francia che è in teoria, come dicono gli espertissimi, più aperta, più pronta per queste "risorse" tra virgolette. La Sì, stessa Germania che ci ha criticato più volte, anche la Germania è in difficoltà e un presidente socialdemocratico, quindi di centro-sinistra, si è visto anche lui in difficoltà con i confini. Anche lo stesso governo Gentiloni stava cercando di attuare politiche dell'immigrazione alla fine del proprio mandato, un governo di centro-centrosinistra. Quindi, stiamo parlando di un accanimento a quello che è successo purtroppo contro il segretario della Lega Matteo Salvini, un processo, come hanno detto più parti, politico. Speriamo
si risolva nella maniera migliore possibile, ovvero che non vi sia un precedente di un processo per programmi politici. Esatto, esatto, proprio perché erano atti eminentemente politici, il rispetto della volontà popolare. E io Matteo voglio continuare ad approfondire questo tema, perché ci sono arrivati tantissimi messaggi anche proprio su questo tema dell'immigrazione. Per esempio Fabio, no, che ci scrive: "Caro Pier Vittorio, bisogna realizzare tutto il possibile ed anche l'impossibile affinché gli immigrati supplichino di poter tornare da dove sono arrivati. Basta islamismo, terzomondismo e terzo mondo in Italia e in Europa". E poi, a proposito della riflessione che abbiamo letto, no, l'articolo del nostro direttore Giovanni Sallusti, in cui smontava quell'editoriale apparso sulla Stampa, no? Quindi secondo la prof Sileoni, qui ci scrive Marco da Milano, le donne immigrate e l'uomo in genere non sono esseri pensanti. Per questo dicevamo, allora il razzismo di certi libera la sinistra, perché dicono, ah beh, è giusto che facciano figlie le donne immigrate, perché sapete alla fine no, le donne italiane emancipate, ricche, dedite alla carriera non le fanno più. Chiaro, Ragionamento chiaro, sembra il razzista, discorso che faceva un pelato negli anni 20, 30 e 40 in Italia, solo che il pelato era molto odiato da questa sinistra neoliberal. Invece, a quanto pare, loro possono fare tutti i discorsi di un certo tipo che vogliono. Esatto, esatto. E poi vedete, proseguendo a leggere questi messaggi che ci avete mandato e vi ringraziamo, no, per esempio, ecco qua, un altro su a proposito proprio delle donne invece impiegate, ecco, io poi ovviamente vi dico che, apriamo le linee, quindi potete intervenire e chiamare, ovviamente non solo intervenire sul tema dell'immigrazione, ma avete visto anche oggi quanti argomenti sollevati. Ciao Pier Vittorio, quelli della sinistra, questo ce lo scrive Joe, dovrebbero svilupparsi mentalmente da una parte perché, scusate, da una parte affermano che in Italia le donne sono discriminate rispetto all'uomo perché la percentuale di donne impiegate è nettamente inferiore, e poi dicono che le donne non fanno più figli perché pensano alla carriera. Ecco, ritornando a questo tema. E allora, scienziati della sinistra, sapete cosa vi dico? Voi avete bisogno dell'apporto di uno psicologo e andando sul leggero, beh, c'è un po' un cortocircuito, perché poi vedi anche Matteo, quando escono i dati ad esempio le statistiche sull'occupazione, no, si fa notare che sono aumentati, questi occupati. Si dice poi spesso, si obietta dall'altra parte: ma sono magari lavori precari, ma magari le donne lavorano di meno, c'è un minore impiego delle donne", però poi appunto questo cortocircuito perché invece si ribatte sempre: "Ah, ma le do", quando si parla di denatalità, di inverno demografico: "Ah, ma le donne italiane lavorano, devono lavorare, devono dedicarsi totalmente alla carriera, non possono figliare, ci pensino gli immigrati, intanto regaliamo la cittadinanza e ius scholae", ecco, e via discorrendo. Chiaro, chiaro, no, perché se sei un immigrato appunto non hai nessuna ambizione nella tua vita e devi solo ringraziare di essere qui e figliare, perché giustamente bisogna aumentare, la demografia italiana. Quindi questo è un grande pensiero molto nobile di questi neoliberal che ringraziamo perché ogni volta ci aprono la mente e ci permettono di fare nuove riflessioni. Esatto, esatto, e giustamente, ironicamente. Poi altri messaggi, vi ricordo sempre le linee sono aperte, quindi intervenite. Allora, per esempio, un altro messaggio invece sul tema proprio del rapporto politica-magistratura. Qui non si è firmato il nostro ascoltatore, la nostra ascoltatrice, ci ha scritto però ormai la sinistra ha sostituito le elezioni con le inchieste della magistratura e le mosse quindi del cavallo. Non bisogna delegare tutto il centro a Forza Italia perché potrebbe realizzare una saldatura con Renzi che ha sempre lo scopo del cavallo. E qui poi Matteo vorrò chiedere ecco il tuo commento, il tuo punto di vista su tutto quello che si è detto, no, a proposito di Iuscole, Forza Italia, Tajani e l'incontro tra Marina Berlusconi e Draghi, perché poi non l'ho letto, ma c'è l'editoriale di oggi sul Fatto di Travaglio che dice: "Ah, stai attenta Giorgia, perché probabilmente si sta tramando qualcosa contro di te, come quando già successe in passato che si vedeva Draghi andare a casa di qualcuno e poi magari vi ricordate cadde il governo, no, per esempio quello Conte fu sostituito da lui". Altro messaggio, quello di Jenny da Milano, questo sul tema invece della guerra, ma nessuno dà importanza al fatto che USA e Inghilterra danno via libera a colpire con le loro armi il territorio russo. Non si tratta di essere pro-Russia, ma di avvicinarsi alla guerra totale. Voi che ne dite? Jenny da Milano, con paura ci scrive. Ma abbiamo sentito prima anche le parole di Matteo Salvini in quell'intervista, lui ha detto io sono contrario a questo utilizzo perché si rischia di innescare l'escalation. A te Matteo la conclusione, perché Andrea ci ha Allora, ricordato abbiamo pochi esatto. minuti alla fine. Esatto, esatto. Allora, innanzitutto il discorso di Travaglio
non sta in piedi, perché quando è caduto il governo Conte 2, Draghi in quel momento era più intenzionato a fare il Presidente del Consiglio. In questo momento non mi sembra che Draghi sia intenzionato a riprendere la carica, anzi, mi sembra che stia volgendo il suo sguardo competente per quanto riguarda i conti sull'Europa, quindi anche con il rapporto che ha fatto sulla competitività dell'Europa. Quindi, come al solito, Travaglio ha delle letture tutte sue, in un mondo tutto suo. Purtroppo qualche volta si intersca con noi e rischia di metterci in difficoltà. Spererei che rimanga nella sua casa isolata. Invece poi per quanto riguarda la guerra, io sono della linea che se dobbiamo per forza dare delle armi all'Ucraina, che siano delle armi difensive, di modo che il territorio ucraino possa essere difeso e possa essere, si spera, anche libero poi dall'influenza russa, se proprio dobbiamo intervenire, se è scritto proprio nelle varie diciture. Invece poi l'ultima domanda che non mi ricordo più purtroppo. No, hai di fatto già risposto, perché la questione dell'invio delle armi e poi le inchieste, no, Sì. ovviamente il rapporto magistratura politica e l'attenzione poi a quello che dicevamo, no, sulla riflessione proprio di Travaglio per Draghi. Infatti Esatto, la io paura sì. che la magistratura venga continuamente usata come arma, perché quando investigano ovviamente stanno facendo il loro lavoro, quindi sono anche interessati a investigare per quanto possibile. Ci viene da chiedere perché con gli altri governi l'unico indagato era Renzi, con i vari governi di sinistra. Sì, quello di fatto più garantista, non allineato al Esatto. E Forza Italia, dicevamo dello Ius Scholae, ha bocciato la proposta, secondo me strana, possiamo chiamarla così, strana, di Calenda, che alla fine proponeva la cittadinanza dopo 10 anni di ciclo di studi, quindi a 16 anni e non a 18. Secondo me, ripeto, la cittadinanza deve essere agevolata per chi ha compiuto i 18 anni e ha fatto un determinato ciclo di studi in Italia, ma queste sono già leggi che sono in vigore. Non bisogna, secondo me, in nessun modo diminuire i requisiti e trovarsi in una situazione come in Francia, dove i ragazzini purtroppo non si sono integrati. Esatto. E allora ultimissimi secondi, se ce l'abbiamo Andrea, perché io prima l'ho citato, vi leggo le ultime righe dell'editoriale di oggi sul Fatto Quotidiano, no, di Travaglio, perché lancia questo allarme alla Meloni per l'incontro tra Marina Berlusconi e Draghi, perché lui conclude, e ovviamente lo potete, no, rivedere anche da Giornalone, le prime pagine, nel dicembre 2020 Renzi voleva accoltellare pure Conte in piena pandemia, scrittura del PNRR e vigila della campagna vaccinale. Draghi chiamò Massimo D'Alema, non proprio un amico che non vedeva da anni, e lo invitò nella sua casa ai Parioli. D'Alema andò e si sentì chiedere se non fosse ora di pensare a un'alternativa, indovinate chi, a Conte, che aveva appena ottenuto i 209 miliardi di PNRR. D'Alema rispose di no, parlando bene di Conte e malissimo di un governo di larghe intese con pezzi di destra. Draghi fece sapere che con Max aveva parlato di Cina. Un mese dopo Renzi rovesciò Conte e arrivò Draghi, che appena vede qualcuno cade il governo. La Meloni non ha bisogno di consigli, ma una grattatina non ha mai fatto male a nessuno. E insomma, Matteo addirittura questo Beh, mi invito al sembra gesto. una similitudine, un'analogia un po' forzata, perché Marina Berlusconi in questo momento è un'imprenditrice, non un politico, chiaramente ha interessi nella politica, ma penso che invitando Draghi, ovviamente si parla di relazioni pubbliche relazioni, di persone molto, molto importanti e molto influenti sulla nostra vita di tutti i giorni, e si parla tra l'altro quindi Travaglio sta implicitamente facendo un'analogia tra Renzi e Tajani, che mi sembra un po' anche lì un po' forzata, perché Renzi aveva anche delle animosità personali con Conte, e invece Tajani non penso abbia animosità personali con i membri del governo Meloni.
Assolutamente. E poi ci auguriamo questo governo, che abbiamo già detto ha realizzato bene, superato questo giro di boa, possa andare avanti, concludere il suo operato, attuare il programma di governo. E allora Matteo, Andrea, se siete d'accordo a questo punto ci dobbiamo fermare qui, perché sì, siamo arrivati alle 9:30. Io vi ringrazio, grazie Andrea, grazie Matteo, grazie a tutti voi che ci avete seguito e allora buon proseguo, no, di ascolto qui sulle magiche onde di Radio Libertà. Buon sabato, buon weekend. Grazie ancora.